Coach Mattia Ferrari, si preannunciava sicuramente una partita molto combattuta, così è stato, una gara mai scontata fino alla fine. Beh no, assolutamente, una gara obiettivamente molto dura, difficile, che abbiamo portato a casa negli ultimi 3 minuti con una prova con 3 minuti finali di grandissimo cuore. È stato quindi l'atteggiamento a fare la differenza secondo lei? Assolutamente sì. Già da Agrigento settimana scorsa abbiamo dimostrato di essere una squadra che non molla mai, eravamo a meno 18, siamo tornati a meno 3 e questa volta a 4 dalla fine eravamo a meno 6, meno 7, e non abbiamo mollato mai nonostante anche una situazione falli un pochino problematica, e siamo riusciti a portare a casa un risultato pesantissimo non solo per la classifica ma anche per continuare a dare fiducia al nostro lavoro quotidiano. Avevate il duplice obiettivo di riscattarvi dalla sconfitta dell'andata e anche di naturalmente consolidare la posizione in vista dei playoff. Sì, soprattutto noi dobbiamo recuperare posizioni, noi dobbiamo sperare di arrivare nelle prime 6, questa vittoria ci permette di essere ancora in corsa per quel risultato, per cui bene, e in più sono contento che abbiamo fatto vedere ai nostri tifosi una partita comunque emozionante, una partita che comunque ha portato anche loro a spingerci a vincerla. Un ottimo modo anche per festeggiare il suo compleanno, coach. La ringrazio, sì, beh certo, la squadra mi ha fatto un bellissimo regalo. Se non mi avessi detto qual è uno dei regali che vuoi per il tuo compleanno, vincere la partita, bene, questo è stato fatto e sono molto contento, non posso che ringraziarli. Tempo ora appunto di festeggiare il compleanno e la vittoria, e bisogna rituffarsi subito però nel campionato pensando agli impegni prossimi. Assolutamente, a pensare da martedì, ricominciare ad allenarci in un certo modo, fare in questi 2 giorni un check attento sulle condizioni fisiche dei giocatori infortunati, prima di tutto i Rubini, che è assolutamente da recuperare, e poi da martedì ci buttiamo a capofitto nel preparare la trasferta in Sicilia a Ragusa, che sarà una trasferta molto complicata. Siamo con capitano Andrea Mazzucchelli, top scorer della partita. Si preannunciava che sarebbe stata una battaglia e così è stato. Sì, sapevamo che dovevamo buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché è una squadra che sta cercando di consolidarsi un posto nei playoff, ma altrettanto stiamo cercando di farlo noi, e sapevamo che la durezza mentale e fisica difensiva era la base di questa partita. Nel primo tempo abbiamo provato a scappare 2 volte, ci siamo fatti riprendere 2 volte, che in casa non è mai, come dire, positivo. Però la forza mentale secondo me l'abbiamo dimostrata negli ultimi 4 minuti, perché andando noi sotto di qualche punto purtroppo nel secondo tempo abbiamo avuto una forza mentale nella ripresa del quarto notevole, sintomo di una squadra che ha estrema voglia di provare a centrare questi playoff, insomma. È stata una partita anche molto fisica. Sì, molto contatti, fischi sì, fischi no, sotto canestro, intensità alta, una partita vera da playoff, ecco. Infatti più che una partita da regular season è stato come un assaggio dei playoff, vista anche la posizione delle squadre in classifica e viste anche le ambizioni, logicamente. Sì, a partire da gennaio-febbraio tutte le squadre giocano per il proprio obiettivo, qualsiasi esso sia. A maggior ragione mancavano 4 partite, adesso ne mancano 3, e chiunque vuole consolidare una posizione, assolutamente sono le ultime 10 partite, è come se fossero tutte partite da playoff. Quindi le prospettive per le prossime partite, ora che avete in saccoccia questa importantissima vittoria? Abbiamo 2 trasferte consecutive a Ragusa e a Faenza, e poi chiudiamo in casa con Crema, e assolutamente dobbiamo andare a fare ancora 2 punti in trasferta, fondamentali sabato domenica, scusate, a Ragusa, e perché la classifica è l'ultima cosa da guardare, c'è da fare 2 punti e tornare a casa, insomma.